Tutti sanno che a Cornuda, vicino alla stazione dei treni, c'è una casa rotonda. Eppure, suonando i campanelli e chiedendo informazioni, nemmeno i vicini sanno dire qualcosa sulle sue origini e in pochi, forse soltanto noi, ci sono entrati. Una leggenda narra che un tempo la casa fosse stata costruita per ruotare su se stessa assieme al sole, e per una volta la leggenda non sbaglia. La casa rotonda di Cornuda, a prescindere dai pareri sul suo aspetto, è un progetto incredibile, nato da un uomo incredibile, che di nome faceva Giovanni Viviani. Nato nel 1883, già da ragazzino Giovanni andava a sbirciare il cantiere del Ponte Curogna, sulla Feltrina. La sua curiosità lo portò a essere notato fin da subito dal titolare della ditta, che gli diede il lavoro di portare l'acqua agli operai. A forza di insistenti domande agli operai e al direttore dei lavori, il ragazzo cominciò a capirne, tanto che il titolare, che continuava a vedere in lui la diligenza e la passione che contraddistingue un vero architetto, decise di portarlo a Milano per diplomarsi. Quando tornò alla fattoria del papà, Viviani cominciò a costruire pozzi e ponticelli, fino a specializzarsi nelle fontane, che lavora e progetta in Alto Adige e poi in Austria. Poi arrivò la guerra e anche lì Giovanni fece la sua parte, portando a casa una medaglia al valore militare, ma perdendo una gamba nello scoppio di una mina a Forcella Mostacin. Tornato a Cornuda nel 1928, cominciò a disegnare quella che anche dopo 100 anni sarebbe rimasto un punto di riferimento. Costruita interamente in cemento armato, tetto compreso, la casa rotonda era antisismica già da allora. Avrebbe dovuto girare su se stessa. Una concezione troppo avanzata per la tecnologia del tempo, che impediva la rotazione degli impianti e degli scarichi. Giovanni si accontentò di tenerla immobile nel suo ampio giardino, con colonne portanti a sorreggere il pesante tetto, 3 piani abitabili, una cantina e un sensazionale poggiolo in cima alla struttura, che dà ancora oggi una vista a 360 gradi sul panorama di Cornuda. Tra le cose straordinarie che Giovanni ha fatto c'è il brevetto della carriola bilanciata attraverso la ruota pneumatica. Tra quelle che voleva fare c'è raddrizzare la torre di Pisa. Il suo stesso progetto si ripresentò nella storia sotto altri nomi, anche di autorità premiate e riconosciute. Di Viviani, invece, rimane soltanto quella casa rotonda, così unica, eppure disabitata. Per riportarla in vita, forse, c'è bisogno di qualcuno come lui, un rabdomante, che sappia vedere in un'opera dimenticata un'opera d'arte.